Bene, intanto sono estremamente orgoglioso di essere coordinatore delle piccole città storiche e di festeggiare quindi i 10 anni di attività delle piccole città storiche. Ho sempre creduto che le potenzialità di questa nostra associazione siano enormi. Ringraziare l'ANCI è poco, perché mettere insieme dei gioielli, quali sono le nostre piccole città storiche del Veneto, andiamo a creare questo tesoro fantastico che è già promosso, ma può essere promosso assolutamente in maniera migliore. Il nuovo turismo si orienta ormai per delle mete particolari, mete piccole dove la qualità della vita è importante e dove l'offerta in termini di prodotti enogastronomici o culturali sia quasi una coccola riservata a loro. Beh, ecco, io ritengo che questo target di turismo sia assolutamente quello idoneo per le piccole città storiche del Veneto. Dobbiamo migliorare nel coordinarci tra di noi, nel mettere in rete e in successione tutte le manifestazioni e tutta la grandissima attività culturale che tutte queste nostre piccole città fanno. Credo che la proposta che potremmo fornire al mondo del turismo sia assolutamente accattivante e credo che in un momento economico difficile come questo, questa possa rappresentare per i nostri comuni una soluzione, un modo per andare a ricreare occupazione in un settore assolutamente, voglio dire, fantastico come quello del turismo, dove non parliamo più di industrie, dove non si parla più di inquinamento, ma andiamo a parlare di qualità della vita. Abbiamo grossi margini per migliorarsi e credo che le persone che stanno lavorando attorno a questo progetto stiano dando il massimo. Basta solo trovare altri collaboratori motivati, basta solo che i comuni riescano ad uscire un po' dal contingente e a credere molto in questa idea e possiamo fare delle cose assolutamente importanti.